Papa Francesco ha incontrato nel suo studio privato i coniugi Rosario e Giovanna Mulone, genitori dei piccoli Laura e Carmelo, tragicamente scomparsi lo scorso 27 settembre dopo l'esplosione di un vulcanello di fango nella riserva naturale delle Macalube di Aragona. La brutale scomparsa dei due fratellini aveva fatto il giro della nazione e scosso anche il pontefice che, subito dopo la tragedia, aveva telefonato ai genitori. Nel corso dell'incontro, durato circa un'ora e mezza, il Papa ha benedetto una foto dei due fratellini e un calice con l'immagine della Virgo Fidelis che la coppia ha donato alla Legione Carabinieri Sicilia, forza armata a cui appartiene lo stesso Rosario Mulone, appuntato in servizio presso la stazione di Joppolo Giancazio. Ancora forte è il dolore nella comunità aragonese, indelebile in molti il ricordo di quanto accaduto quel sabato, giorno nel quale Carmelo stava festeggiando il suo 9° compleanno. Papà Rosario aveva accompagnato i due bambini a fare un'escursione nel sito naturalistico che lui da aragonese conosceva bene. Nessuno però poteva immaginare che quei vulcanelli, il cui tranquillo borbottio richiama ogni anno migliaia di turisti, potessero ad un tratto trasformarsi in killer spietati. Ai funerali dei piccoli Laura e Carmelo, che si svolsero 3 giorni dopo il fatto, non vollero mancare neanche i vertici militari dell'Arma Carabinieri, con la presenza ad Aragona dell'ex comandante generale dell'Arma, il generale Leonardo Gallitelli.